Bentornati a Mattino Verona, siamo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del nostro tema del giorno. Oggi è l'8 marzo e si celebra la giornata internazionale della donna, quindi auguri a tutte le donne innanzitutto. Ed è un momento per festeggiare tutte appunto le donne del mondo ovviamente, ma anche per riflettere sul ruolo fondamentale che noi giochiamo all'interno della società. Si sente parlare spesso di gender gap, ossia quella parità di genere che in Italia ancora non è stata raggiunta e che si sta cercando di conquistare da anni anche a piccoli passi. Collateralmente questa festa non si può poi non parlare anche della violenza di genere di cui troppe donne sono e sono state vittime soprattutto con questa pandemia. E per celebrare e sensibilizzare la popolazione, quindi nei confronti di coloro che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il motore del cambiamento, questa settimana le nostre trasmissioni saranno dedicate ad alcune figure femminili di spicco del nostro territorio. E allora per parlare di questo tema siamo in collegamento con Federica Sandi, consigliera e segretario dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa Sandi. Buongiorno e auguri a tutte le donne collegate che ci stanno ascoltando. Esattamente, questo è fondamentale. Allora, dunque, inizierei appunto da uno dei punti che ho citato in apertura. Insomma, come è emerso in questi mesi di pandemia, le donne vittime di violenza domestica e femminicidi sono aumentate in modo allarmante. Ecco, da cosa è dipeso questo tragico fenomeno? Prima di tutto, purtroppo, come in tutte le situazioni di violenza, i fenomeni di violenza appunto sono incentivati dall'isolamento, dal fatto di trovarsi soli, perché non è soltanto femminile il subire violenza, ma in questo Certo. caso parliamo di donne, trovarsi sole nelle proprie case, avere pochi contatti sociali, poter parlare con poche persone di quello che sta succedendo loro. Ovviamente con la pandemia e il lockdown le donne si sono trovate a vivere molto di più in casa insieme a uomini violenti che magari non avevano mai agito violenza fisica nei loro confronti, ma visto lo stress e le difficoltà del momento, magari le violenze psicologiche sono aumentate in maniera esponenziale fino ad arrivare a violenza fisica. Certo. Ecco, tra le varie forme di violenza, tra l'altro, c'è anche la cosiddetta sudditanza economica, insomma, che forse è un concetto ancora non troppo chiaro per molte persone e che soprattutto sembra essere vista come una situazione normale, quando invece non lo è per niente. Ecco, ci spiega di cosa si tratta? Socialmente alla donna è sempre stato attribuito poca capacità nel gestire del denaro. È un po' come quando si dice che le donne non sanno guidare, quindi come categoria vengono attribuite delle competenze o della mancanza di competenze. Quindi socialmente è abbastanza normale pensare che le donne non ci sanno fare col denaro. Se a questo si abbina una volontà da parte di un uomo, che può essere il compagno, il fidanzato, ma anche il padre, di non voler dare l'autonomia, la libertà alla donna di poter gestirsi nell'economia, nelle proprie finanze e quindi nel proprio tempo libero, anche nel proprio tempo in maniera generale, questo diventa una limitazione che fa sì che la donna sia costretta a fare soltanto ciò che l'altro uomo gli permette di fare. Quindi Certo. si riferisce a tutte quelle volte che la donna non le viene permesso di disporre delle proprie finanze o di quelle della famiglia. Chiaro. Ecco, quali sono i passi quindi da compiere per garantire la parità di genere, un po' per uscire anche da questi stereotipi che ha citato chiaramente, giustamente nella domanda precedente? Beh, ci sono stati dei comuni anche che nel nostro territorio, proprio nel Veneto, hanno fatto dei percorsi per far notare alle donne che potevano gestire la propria economia, anche con dei corsi veri e propri di gestione domestica, che una volta veniva fatto a scuola anni fa e dopo si è perso un po'. Quindi Certo. gli enti locali, ognuno con le proprie competenze, dai comuni, ma anche le procure, insomma, tutti gli enti pubblici possono creare delle situazioni in cui possono dire le donne ce le potete fare, è soltanto un luogo comune che la donna non sappia gestire il proprio denaro. Quindi questo e poi il fatto che si possa parlare della difficoltà che si ha in casa nella gestione del denaro, che se ne possa parlare con degli amici, con i conoscenti, con i parenti, cosa che è diventata più difficile con la pandemia, fino ad arrivare a parlarne anche con uno specialista, perché certe volte le donne non si rendono neanche conto di essere dentro a una situazione di violenza. Infatti, infatti. Ecco, e quindi come può una donna che si accorge invece di essere vittima di violenza, di qualsiasi tipo di violenza, insomma, ad agire, riprendersi la sua libertà?
Come dico sempre, la prima cosa è parlarne. Molte donne fanno fatica proprio a riconoscere il fatto di essere vittime di una qualsiasi violenza. Alcune perché l'hanno sempre vissuta in casa, quindi è una cosa che si tramanda di generazione in un certo senso, quindi è normale che sia così. Per altre invece si sentono, provano vergogna per non essere state in grado di gestire questa cosa, di essersi trovati in quella situazione. Quindi poterne parlare, dare un nome alle cose, non sentirsi in colpa per essersi trovato in questa situazione è sicuramente, senza dubbio, il primo passo fondamentale. Certo, beh insomma noi lanciamo quindi questo messaggio per chiunque insomma voglia parlarne, ecco, grazie alla dottoressa Federica Sandi e soprattutto auguri per questa festa della donna. Auguri a tutti e grazie e buona continuazione con questa settimana di iniziative. Benissimo, grazie. E allora anche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento allora alle 8:15 per la nostra seconda ospite, il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.